C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, sempre dal Museo Diocesano della nostra città, un altro tesoro, 8 tele, le storie di San Giuseppe, poi il nostro modo di dire. Il ciclo di 8 dipinti sulla vita di San Giuseppe fu commissionato dai frati minori osservanti a 4 diversi pittori e riproduce alcuni degli episodi più significativi della vita di San Giuseppe. Il primo episodio raffigura il sogno di San Giuseppe ed è opera di Giuseppe Tortelli, il secondo e il terzo, raffiguranti rispettivamente lo sposalizio della Vergine e la visita di Maria ed Elisabetta, sono entrambi opera di Giovanni Antonio Cappello. Il quarto dipinto raffigura la nascita di Gesù, la quinta scena riproduce l'adorazione dei magi, il pittore ambienta l'episodio di notte e dispone i personaggi lungo 2 diagonali, congiunti idealmente dalla figura centrale della Vergine che irradia luce. Il sesto dipinto riproduce la presentazione al Tempio, gli ultimi 2 dipinti raffigurano rispettivamente la fuga in Egitto e la morte di San Giuseppe. Eccoci qua, non è molto usato, molto facile quello di oggi, è Fommia sola Bertuldina. Chi è sta Bertuldina? Che significa? Restate con noi che ora ve lo spieghiamo. Fommia so la Bertuldina, incomprensibile. Comprensibile perché stiamo a Venezia, tu non sei veneziana, sei napoletana, cara Lidia, che vogliamo fare? È inglese questo. Cioè, prima stava spagnolo, ora è inglese. From, che from? Fom, mia. Mia è proprio un tecnicismo, Mia è mia. Mia è tua, mia è sua. So fom. Vuol dire, il mia è il negativo, è il non. Non facciamo, è... La Bertuldina. Cos'è? Che è sta Bertuldina? Che cos'è? Lo scopriremo? Solo vivendo. Senti, ma che ci fa una napoletana a Venezia? Sono qui per lavoro. Quanti giorni? Stasera vado via. Sono venuta ieri, ma stasera vado via. È brava, così magari un pochetto ti godi la città. Sì, con la pioggia. Guarda. No, che pioggia, dai. A Napoli non piove, anche è estate. Siamo col costume. Torneremo a Napoli a fare altre puntate. Sei contenta, Lidia? Molto. Chiamami quando vieni. Dice lei, io faccio, Se mia moglie consente, io faccio. Ci vediamo lì. Ciao Lidia, grazie. Ciao. Con Emma e Mariona, catalane da Barcellona qui a Venezia. Tutto bene? Avete girato un po'? La conoscete? È la prima volta che venite a Venezia? no, io studio qua. Studia qui? E tu prima volta? Yes, primera volta. Do you like? Io lo spagnolo purtroppo, cioè non che le altre lingue le conosca, anzi faccio figuracce pure di là. Ma ti piace Venezia? Yeah. Do you like? Yeah, yes. Molto bene. Beautiful. Beautiful, meravigliosa dice. Beh, verremo anche a Barcellona che ci sono tante cose belle da vedere pure là, no? Sappiamo bene. Vi invitiamo tutti bresciani a far Centro Anch'io a Barcellona. Senti, Emma, proviamo a leggere questo? Fommia sola Bertuldina. Quasi zona Castagnato. Tu invece proviamo a leggere, magari tu arrivi dalla Valle Camonica, sentiamo. Ok. From mia sola Bertuldina. Avete capito tutto, immagino, no? Sì. Anche a Barcellona si dice così, ve lo spiego io. Fommia sola Bertuldina, non facciamo la Bertoldina. La Bertuldina pare che sia un piatto, un dolce che si realizza con la minestra avanzata il giorno prima. Quindi fare una Bertoldina, non facciamo una Bertoldina, significa un invito a non fare le cose di fretta, un po' grossolane, in modo un po' affrettato, in mal modo. Vabbè. Basta, siete state brave, vi salutiamo dal ponte di Rialto Venezia, ciao, arrivederci. In cuore non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.